Comandante, oggi la festa di Santa Barbara qui ad Agrigento viene festeggiata dopo la pausa post-Covid. Sì, anche per quest'anno festeggiamo la nostra Santa, che per noi rappresenta un simbolo estremamente importante, un simbolo di unione, di fede verso gli ideali di tutti i Vigili del Fuoco, il sacrificio per aiutare gli altri. Questo è stato un anno molto complicato, abbiamo avuto ancora la pandemia e inoltre si sono succeduti eventi meteorologici avversi, sia d'estate, ricordate il lunghissimo periodo di incendi boschivi e le altissime temperature del mese di agosto, e successivamente piogge molto copiose sia su Sciacca che su Agrigento e danni conseguenti. Per fortuna non abbiamo avuto vittime, ma è stato un momento molto difficile. Insieme alla Protezione Civile, alle Forze dell'Ordine, con il coordinamento del Prefetto, siamo riusciti a dare il necessario aiuto alla popolazione. Quindi siete sempre vicini, diciamo, alla gente, insomma, i Vigili del Fuoco sono sempre un punto di riferimento quando succede qualcosa in particolare. Certo, questa è la nostra missione, per fortuna la gente ci vuole bene, di recente c'è stato un sondaggio, l'88% della popolazione riconosce nei Vigili del Fuoco un corpo che positivamente dà aiuto alle persone, questo ci inorgoglisce. Però è un impegno a mantenere questo alto livello di efficienza per l'aiuto di tutti. In provincia voi siete presenti anche in altri distaccamenti? Sì, ricordavo Sciacca, dove nel pomeriggio andrò a fare un'altra cerimonia nella cattedrale, poi abbiamo il distaccamento di Canicattì, il distaccamento di Licata, il distaccamento di Santa Margherita Belice e poi l'isola di Lampedusa con il distaccamento aeroportuale e terrestre. Che messaggio dare, diciamo, anche a chi oggi è presente, non solo, ma anche a chi ci vede da casa? Il messaggio è quello di avere sempre fiducia nei Vigili del Fuoco, che sono disponibili ad aiutare tutti, ma di saper porre in essere tutte le azioni di autoprotezione, specialmente nelle giornate in cui sono previsti gli avvisi di rischio meteorologico, seguire questi avvisi, mettersi in sicurezza, evitare comportamenti pericolosi, perché chiaramente noi e gli altri, Protezione Civile e Forze dell'Ordine, siamo sempre a disposizione per aiutare, ma i cittadini ci devono dare una mano. Ci sarà una consegna di riconoscimenti? Successivamente in chiesa, dopo la cerimonia, verranno consegnate le croci di anzianità e di congedo definitivo per il personale andato in pensione, anche dell'anno 2020, perché sapete bene che l'anno scorso non si è potuto festeggiare la Santa Barbara per le restrizioni Covid. Quest'anno per fortuna con la campagna vaccinale va un po' meglio, anche i Vigili del Fuoco si sono vaccinati in grandissimo numero e quindi possiamo fare, diciamo, abbastanza in sicurezza questa consegna di cerimonia, che è un momento di raccordo, di ricordo del personale che è andato in pensione e serve a far squadra, che è la cosa più importante per noi Vigili del Fuoco. Qual è il vostro ruolo all'interno del corpo? Lei è segretario, oggi è la festa di Santa Barbara, cosa dire? Allora, nell'associazione confluiscono, ma non solo, non è a esclusivo appannaggio dei pensionati. Io come pensionato sono subito entrato a far parte dell'associazione nazionale. Il ruolo anzitutto è quello di continuare a alimentare nel personale che va in pensione quello spirito di corpo che ci ha contraddistinto e ci contraddistingue ancora come corpo nazionale. Il ruolo è quello della divulgazione della cultura della sicurezza nelle scuole, infatti a causa della pandemia c'è stata negli ultimi anni un'interruzione di questa attività. Ora speriamo che la pandemia si allontani e quindi riprendiamo a andare nelle scuole a divulgare la cultura della sicurezza, che si conclude ogni anno con la famosa manifestazione Pompiere per un giorno, che coinvolge tanti bambini dell'Agrigentino. Si sono fatti diversi anni, sono state diverse manifestazioni, purtroppo, ripeto, per la pandemia non si è fatto, quindi questo è uno. Poi ci sono tante altre iniziative di solidarietà, c'è un protocollo d'intesa con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, perché l'associazione mette a disposizione i pensionati per la gestione logistica durante le calamità, e quindi questa è un'altra iniziativa, e in questo momento Agrigento sta cercando di aggiornare lo statuto per entrare nel cosiddetto terzo settore della protezione civile, per avere un ruolo
ancora più attivo nel campo del soccorso e della protezione civile.